Ad Agrigento mancano all'appello 4 sezioni, interviene la Digos, consiglieri in bilico, Mariamico chiede un confronto ai due candidati sindaco sui temi ambientali. Stato di guerriglia al centro d'accoglienza del villaggio Mosè, fughe di migranti in quarantena, feriti anche poliziotti, appiccati incendi, situazione insostenibile. Dati in crescita in Sicilia, 12 nuovi casi ad Agrigento, nel nuovo DPCM fino a 1.000 euro di multa a chi non indossa la mascherina. L'Assemblea Territoriale Idrica, un nuovo direttore nominato Sima con riserva, Enzo Greco è il miglior curriculum, ma l'incarico potrebbe essere incompatibile. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Parliamo in apertura delle elezioni ad Agrigento. Dopo più di 24 ore mancano ancora 4 sezioni. La Digos avvia accertamenti. I poliziotti coordinati dal commissario capo Sergio Carruba hanno fatto accesso alla sezione numero 52 del villaggio Mosè. Nessuna irregolarità sarebbe stata riscontrata, ma soltanto un ritardo sui conteggi. Le verifiche dei poliziotti della Digos non sono però finite, stanno infatti adesso cercando di capire se le altre sezioni mancanti abbiano problemi. I dati recati dai verbali delle sezioni numero 13, 32, 34 e 52 non sono stati pubblicati perché richiedenti una verifica di congruenza non immediatamente rilevabile dai dati lì trascritti e saranno adesso dunque diseminati direttamente dall'ufficio. Il servizio d'apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Dopo 2 giorni dalla chiusura dei seggi elettorali avvenuto lunedì alle ore 14 a conclusione dello spoglio, ad Agrigento ancora non si conosce il risultato definitivo. Come si evince dal sito del comune, non tutte le sezioni sono state scrutinate, ne mancano all'appello 4 e sono le seguenti: la numero 13, sita al Viale della Vittoria, scuola Lauricella; la 32 e la 34, ubicati a Fontanelle, via Alessio Di Giovanni, scuola Verga; la 52, sito al villaggio Mosè, presso la scuola 11 settembre. Sembrerebbe che i dati totali non quadrano con quelli dello spoglio e ci sarebbero delle incongruenze. È anche intervenuta la Digos con a capo il commissario Carruba per gli accertamenti del caso, ma ancora non trapela nulla da parte degli organi competenti, il comune di Agrigento e dalla prefettura. I controlli sono passati ora all'ufficio centrale istituito presso il Tribunale di Agrigento come prassi per la verifica generale. La questione è molto grave in quanto ancora i consiglieri non sanno quanti voti hanno preso in totale e quindi la possibilità che hanno di accedere al Consiglio Comunale di Agrigento. Infatti, vedendo i risultati finora pubblicati, ci potrebbero essere delle sorprese. Ci sono consiglieri che hanno lo scarto con il loro predecessore o che avanti di pochissimi voti, quindi potrebbe determinare un rimescolamento della nuova assise comunale. E in tanti attendono ancora, se si considerano che i dati di cui parliamo sono circa un 10% degli aventi diritto al voto. La questione non incide più di tanto al fine del voto finale tra i due candidati a sindaco che sono andati al ballottaggio, l'uscente sindaco Firetto che si è attestato intorno al 27% e il dottore Miccichè, risultato in testa con circa il 37%. Ora si resta in attesa di eventuali apparentamenti che i due candidati dovranno fare e decidere in base al risultato conseguito gli altri consiglieri comunali che entreranno a Palazzo dei Giganti. Da un'analisi generale del voto si evince un forte voto disgiunto tra le liste che sostenevano il candidato a sindaco Miccichè e Firetto. Tanti infatti hanno votato le liste ma non il sindaco collegato, attuando così il voto disgiunto. Ballottaggio Miccichè-Firetto al comune di Agrigento. Mariamico chiede un confronto tra i due aspiranti nuovi sindaci. La città ha bisogno di sapere quale idea hanno anche sui temi ambientali prima di tornare al voto. Vediamo. Una chiave di lettura da parte di Mariamico su questo primo risultato elettorale che comunque sarà ancora tutto da decidere, tutto da giocare al ballottaggio. Sì, sono andati in ballottaggio i due migliori candidati, quelli che avevano più probabilità di entrare, i più forti. Mariamico è soddisfatta perché il programma che abbiamo presentato ai candidati sindaci, ma soprattutto ai due che sono andati in ballottaggio, è stato adottato. Ambedue hanno accolto con favore il nostro programma. Però ora abbiamo 15 giorni. Questi due competitori dovranno affrontarsi, dovranno far capire
cosa vogliono, che Agrigento vogliono nei prossimi 5 anni. La gente ha il diritto, il dovere di sapere cosa vogliono fare per la fascia costiera, cosa vogliono fare per il piano regolatore, il parco Icori se lo vogliono aprire, la raccolta differenziata, insomma i cittadini non possono subire in silenzio questi ultimi 15 giorni, ma debbono sapere quale sarà il futuro di Agrigento. Quindi invito i due competitori a vedersi e incontrarsi magari davanti a un giornalista in uno studio televisivo, visto che le norme del Covid impediscono i comizi. In contrada Fondachello, alla periferia delicata, sull'asfalto sono stati ritrovati e subito posti sotto sequestro dei bossoli di pistola. Non è stato accertato se i colpi fossero o meno a salve, non vi sarebbero testimoni né telecamere di videosorveglianza pubbliche o private. L'ipotesi sulla quale i poliziotti stanno lavorando è che fra due licatesi, entrambi noti alle forze dell'ordine, vi sia stata una furibonda lite durante la quale appunto sarebbero stati esplosi dei colpi di pistola. Vetri rotti, materassi incendiati e migranti in fuga, disordini al centro d'accoglienza del villaggio Mosè ad Agrigento, 3 poliziotti feriti e 6 migranti sottoposti a quarantena fuggiti. C'è il servizio. Migranti in rivolta al centro d'accoglienza del villaggio Mosè d'Agrigento, che ospita circa 65 persone. Hanno tentato di allontanarsi calandosi dal primo piano della struttura. Durante le fasi di fuga alcuni migranti sono anche rimasti feriti. Per 2 di loro è stato reso necessario il trasporto in ambulanza verso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. 6 le persone che sono riuscite a scappare, mentre gli altri sono stati fermati e riportati indietro dal personale interforze in tenuta antisommossa all'interno dell'immobile adibito all'ospitalità dei migranti per il periodo di isolamento fiduciario. Sul posto si è reso necessario anche l'intervento di 2 squadre dei vigili del fuoco per dei principi di incendio, fuoco che è stato appiccato dagli stessi migranti. Racconta Lelia Licausi, responsabile di uno studio veterinario che si trova nella stessa palazzina del centro d'accoglienza. Dopo un mese di quarantena hanno saputo che nella struttura ci sono dei migranti positivi e si sono alterati perché non volevano rimanere altro tempo rinchiusi. Hanno rotto i vetri, ha raccontato la veterinaria, si sono calati con le lenzuola. Questo è successo nel pomeriggio, mentre in serata hanno iniziato a bruciare i materassi e a dare fuoco a tutto il materiale infiammabile a disposizione. E da 4 mesi, ha raccontato ancora la responsabile dello studio veterinario, che lavoriamo pochissimo. Non è giusto continuare a dire che se ne andranno, perché poi ne porteranno altri. Non siamo razzisti, ha concluso Lelia Licausi, ma non abbiamo più pazienza. Sono italiana e voglio avere tutto quello che è necessario per continuare a lavorare, almeno per pagare le tasse, visto che al momento non ho una clientela. Ed il segretario generale della Federazione Sindacale della Polizia di Stato, Walter Mazzetti, scrive: hanno appiccato un incendio, aggredito i poliziotti lanciando oggetti di ogni genere prima di allontanarsi, nonostante fossero in quarantena. La situazione attuale, prosegue, dovrebbe costringere a rivedere completamente i sistemi di sorveglianza in queste strutture, che sono bombe ad orologeria sul piano anzitutto sanitario, considerata l'emergenza coronavirus, ma anche sociale e dell'ordine e sicurezza pubblica. Quel che più ci preme è, spiega il sindacalista, l'apparente assoluta indifferenza per le condizioni di lavoro in cui operano le forze dell'ordine in questo settore, abbandonate completamente a rischi elevatissimi, senza che si riesca a nascondere che la problematica della gestione dei migranti, aggravata enormemente dall'emergenza Covid-19, viene scaricata totalmente sulle loro spalle. La politica dell'immigrazione compete a chi ci governa, ma non è ammissibile fingere di poterla sostenere a prezzo della salute degli operatori in divisa. I migranti, stando alle ricostruzioni ufficiali del sindacato di polizia, hanno lanciato contro le forze dell'ordine estintori, reti dei letti, parti di finestre mandate in frantumi, pietre e altri oggetti. È divampato anche un incendio dopo che i migranti hanno dato fuoco ai materassi tentando di lanciarli addosso ai poliziotti. Alcuni sono riusciti ad allontanarsi dal centro dove erano sottoposti alla quarantena. Feriti 3 agenti del reparto mobile di Palermo. Praticamente ovunque in queste strutture, conclude Mazzetti, i migranti rifiutano di rimanere in quarantena. Le rivolte e le fughe di massa sono continue e noi non siamo numericamente in grado di affrontarle, ne abbiamo protocolli chiari in tal senso. Rischiamo, conclude, sistematicamente il massacro mentre vengono commessi reati gravissimi.
Un tunisino di 45 anni è stato denunciato dai poliziotti per inottemperanza al provvedimento d'autorità. L'uomo pare che volesse incontrare personalmente il prefetto per contestare il fatto che gli fosse stata rigettata la richiesta d'accoglienza. Arrabbiato, non accettava alcuna spiegazione da parte degli operatori che sono alla porta d'ingresso e che gli hanno ripetutamente chiesto di allontanarsi. Sono intervenute le pattuglie della sezione volanti e gli agenti sono riusciti non soltanto a far desistere il 45enne, ma lo hanno anche identificato per poi deferirlo alla procura. È costantemente in aumento il trend dei casi Covid in Sicilia, 198 nuovi positivi che fanno salire a 3.448 gli attuali contagiati, 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 deceduti, uno in più rispetto a ieri, ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 dimessi guariti con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754. La regione segnala anche dei 198 nuovi positivi, ci sono 2 migranti. Dei nuovi positivi 72 sono in provincia di Palermo, 51 in quella di Catania, 28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad Agrigento, 0 contagi ad Enna. Mascherine all'aperto e multe fino a 1.000 euro, confronto con le regioni sul nuovo DPCM. C'è il servizio. Mascherine obbligatorie anche all'aperto e maxi multe per chi non osserva le disposizioni. Non dobbiamo farci illusioni e pensare di esserne fuori, perché il virus circola in maniera diffusa e generalizzata. Il ministro della Salute Roberto Speranza spiega in Parlamento la scelta del governo di prorogare lo stato d'emergenza al 31 gennaio e la necessità di mettere in campo ulteriori misure anti-Covid, dall'obbligo della mascherina anche all'aperto all'inasprimento delle sanzioni per chi non rispetta i divieti fino all'allargamento della lista dei paesi dai quali è obbligatorio effettuare il tampone all'arrivo in Italia. Siamo in una fase di peggioramento oggettivo nella quale nessuna realtà è fuori dai rischi, ribadisce Speranza. In piena sintonia con il premier Giuseppe Conte, la battaglia non è vinta, la soglia di attenzione deve restare massima anche nelle settimane e nei mesi a venire. I primi provvedimenti arriveranno già nelle prossime ore con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della delibera che proroga per 4 mesi lo stato d'emergenza del decreto legge con la cornice normativa per il successivo DPCM, provvedimento quest'ultimo che vede 2 ipotesi. La prima è quella di vararlo assieme al decreto legge, la seconda è quella di un DPCM ponte che arriva il 15 ottobre, termine di scadenza dell'attuale stato di emergenza. In ogni caso sarà il decreto legge ad introdurre le misure che il governo ritiene più urgenti, l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e l'impossibilità per le regioni di emanare ordinanze più soft rispetto ai provvedimenti dell'esecutivo, l'obbligo di coprirsi naso e bocca, dal quale sono esclusi i bambini sotto i 6 anni, chi fa attività motorie e chi è affetto da patologie e disabilità non compatibili con l'utilizzo delle mascherine viene codificato con più chiarezza. Bisognerà infatti, si legge nella bozza del testo, avere sempre con sé al di fuori della propria abitazione dispositivi di protezione individuale, ma l'obbligatorietà dell'utilizzo anche all'aperto scatta quando si sia in prossimità di altre persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli anticontagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Il DPCM dovrebbe invece prevedere delle sanzioni amministrative da 400 a 1.000 euro per chi non rispetta l'obbligo e per quei gestori dei locali che non fanno rispettare i divieti, così come l'aumento dei controlli per evitare gli assembramenti. Arriva anche il tampone obbligatorio per chi proviene da Gran Bretagna, Belgio e Olanda, paesi che si aggiungono a Spagna, Francia, Croazia, Grecia e Malta. Non ci sarà invece, almeno per il momento, alcuna restrizione di orari per bar, ristoranti e locali. Sia Conte sia Speranza, ribadiscono fonti di governo, non vogliono il coprifuoco. L'altro punto che sarà inserito nel decreto legge riguarda i poteri delle regioni. La bozza prevede che i governatori possono sempre adottare ordinanze anticontagio più restrittive di quelle dei DPCM, ma possono adottarne di ampliative, quindi più permissive solo nei casi in cui i DPCM espressamente lo prevedano.
Tragedia a Messina, dove la locale procura ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di 10 mesi venerdì scorso in seguito alle conseguenze riconducibili all'ostruzione delle vie respiratorie causata da un oggetto ingerito. La madre del piccolo si stava apprestando a cambiare l'indumento intimo al figlio quando il bambino ha preso tra le mani una ventosa appartenente ad una clessidra. L'oggetto è rimasto incastrato in gola. Una vicina di casa, infermiera di professione, è riuscita a togliere la ventosa dalla gola, ma solo dopo qualche minuto. Il bambino è stato quindi trasportato dagli operatori del 118 in ambulanza al Policlinico Universitario di Messina e qui nel giro di un paio d'ore è deceduto. Nel fascicolo aperto dalla procura risultano indagati per omicidio colposo entrambi i genitori. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato la presenza di Clostridium, batterio produttore della tossina botulinica, su un campione prelevato da uno dei 37 pazienti giunti al pronto soccorso della Fondazione Giglio di Cefalù con sintomi neurologici. È una conferma della prima diagnosi dei nostri sanitari, ha detto il direttore sanitario Salvatore Vizzi. Ora attendiamo l'esito su altri campioni già inviati all'Istituto Superiore di Sanità. Tutti i pazienti giunti al Giglio sin dallo scorso mercoledì, a cui se ne sono aggiunti 2 quest'oggi, facendo lievitare il bilancio a 37, hanno consumato lo stesso pasto e si sono presentati per lo più con la stessa sintomatologia. I lavoratori sono impegnati nel cantiere del raddoppio ferroviario sulla linea Palermo-Messina e si erano recati in più momenti al pronto soccorso dell'ospedale di Cefalù per una sospetta intossicazione da botulino. Tutti presentavano gli stessi sintomi, tra cui forti dolori addominali. Ad oggi i pazienti dimessi, hanno aggiunto il responsabile del pronto soccorso Emanuele Sesti, sono 14. Il resto dei pazienti ricoverato in area medica è stabile e non presenta particolari criticità, ma viene mantenuto un costante monitoraggio per eventuali evoluzioni della patologia. Dei 3 pazienti in terapia intensiva al Giglio, 1 è stato trasferito in medicina. 4 pazienti erano stati invece trasferiti nei giorni scorsi in terapia intensiva a Termini Imerese. Un paziente, infine, mandato in osservazione domiciliare e follow-up telefonico con il CAV di Pavia, nei giorni scorsi è rientrato al Civico di Palermo. Una fiala di antidoto messa a disposizione dalla scorta nazionale antidoti del Ministero della Salute è stata somministrata quest'oggi in raccordo con il centro antiveleni di Pavia ad uno dei 2 pazienti giunto in pronto soccorso con sintomi più marcati. Formazione professionale in agitazione, 5 lavoratrici incatenate al cancello dell'assessorato regionale. Vediamo. Protesta stamani dei lavoratori della formazione presso l'assessorato di riferimento, lamentano la mancanza di lavoro, di promesse fatte inutilmente. Alla manifestazione hanno partecipato dipendenti dell'assessorato, colleghi che hanno sostenuto per solidarietà quanti stamani hanno protestato. In sostegno anche l'onorevole Figuccia dell'UDC, che ha ribadito come sia urgente e necessario che, indipendentemente da quale sia il numero della legge 38 40 42, la necessità è che questi lavoratori riprendano immediatamente il servizio e l'intero settore avvii i suoi corsi. La mancata applicazione di una legge sta inducendo delle lavoratrici oggi ad incatenarsi dietro questa cancellata. Il principio della logica adduttibile vuole che ad ogni causa ci sia un effetto e l'effetto oggi è questo: noi ci incateniamo per protesta. E non ci fermeremo qua, sicuramente la nostra reazione sarà la risposta adeguata al comportamento poco dignitoso e immorale degli amministratori. Intanto risponderemo con delle denunce che già abbiamo presentato e sicuramente andremo avanti. Dopo anni di lotta l'amministrazione regionale ancora non ci vuole assolutamente ascoltare, non fa nulla per gli operatori della formazione professionale, anzi fanno solo promesse non mantenute, tavoli disattesi per campagne elettorali. Noi non rientriamo nel loro programma a questo punto, perché visto e considerato che non si presentano neanche alle riunioni che hanno indetto loro dopo svariati incontri, dopo svariate promesse, oggi noi siamo qui, siamo incatenati, siamo 5 lavoratrici storiche, voglio sottolineare storiche, della formazione professionale, e oggi non
sicuramente non ci muoviamo da qua. Ho deciso di essere solidale con i miei colleghi, anche se il mio giorno è il mio compleanno, e sono qua perché non ho più nulla da perdere, non ho compleanni da festeggiare, non ho da portare nulla a casa e dobbiamo essere tutti uniti in questo giorno. Oggi i lavoratori sono costretti ad incatenarsi per via del mancato tavolo che c'è stato il giorno 30. Queste sono le scelte dei lavoratori ad una politica che non risponde più alle esigenze dei lavoratori. I lavoratori sono qui per una ragione molto semplice: vogliono ritornare a lavorare. Che poi si chiami legge 24, 25, 38, 44, francamente non ce ne fotte assolutamente nulla. Il principio è unico: questa gente è rimasta fuori dal circuito lavorativo e oggi è qui si incatena perché aspetta che l'assessore gli dia una risposta. Fondi per traffico internet e tablet dal Fondo Sociale Europeo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Voucher per l'acquisto dei beni di prima necessità, tablet, traffico internet per la didattica a distanza, ma anche il finanziamento di contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria in Sicilia. Sono queste alcune delle iniziative per far fronte all'emergenza Covid-19 promosse grazie a risorse della programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo, la cui attuazione in Sicilia coinvolge 2 assessorati regionali, quello dell'istruzione e della formazione professionale, famiglia, politiche sociali e lavoro. Le iniziative messe in campo per fronteggiare le conseguenze causate dall'emergenza pandemica sono state illustrate in un'occasione di un incontro con i rappresentanti del partenariato economico e sociale del POR FSE Sicilia 2014-2020, promosso dall'autorità di gestione del Fondo Sviluppo Europeo in Sicilia, dottoressa Patrizia Valenti. Il Fondo Sociale Europeo è stato fondamentale per permettere all'amministrazione di attivare una serie di iniziative che hanno consentito di rispondere nell'immediatezza ai bisogni della popolazione. Mi riferisco per esempio ai voucher alimentari che sono stati attivati per un importo di 30 milioni di euro sulla priorità 9.1 del programma FSE e che ha consentito proprio di evitare il dilagare del disagio sociale che, come ricorderemo, si era determinato fuori dagli ipermercati, dai supermercati, dove c'erano proprio tafferugli, disordini, perché la gente aveva necessità di risorse per fare la spesa. Siamo intervenuti col Fondo Sociale Europeo per l'acquisto di tablet e SIM per gli studenti delle fasce più deboli delle nostre scuole. Adesso si parla di riprogrammazione del programma operativo con l'attivazione di un fondo che servirà alle imprese per poter formare i propri dipendenti nell'ottica sempre della cosiddetta rivoluzione digitale, con delle ore non di lavoro in impresa ma di formazione che saranno pagate da questo fondo che attiveremo a seguito alla riprogrammazione con il coordinamento dell'ANPAL. Operazione Lazzaro contro le truffe coi finti morti. La presunta organizzazione criminale accusata di essere dedita alle frodi assicurative sulla vita, che secondo le indagini mirava a ottenere la liquidazione del premio con la falsa e prematura morte del contraente della polizza. C'è il servizio. Un'operazione denominata Lazzaro, quella portata a compimento a Palermo e condotta dalla Polizia di Stato, in esecuzione un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo volta a disarticolare un'organizzazione criminale dedita alle frodi assicurative, volta ad ottenere la liquidazione del premio assicurativo previsto a seguito della falsa e prematura morte del contraente. 6 le persone sottoposte a fermo, decine le persone indagate. L'associazione criminale disarticolata dalla Polizia di Stato con le indagini dirette dalla Procura di Palermo ha evidenziato un modus operandi strutturato e ben collaudato in ogni sua fase, dal reclutamento dei contraenti e dei falsi morti alla gestione e suddivisione dei proventi illecitamente ottenuti dalle compagnie assicuratrici. Il beneficiario otteneva l'intera somma prevista che con prelievi di contante e o a crediti su altri conti
conti corrente veniva riconsegnata agli ideatori delle truffe. Sono state accertate almeno 20 truffe assicurative per un giro d'affari di circa 2,7 milioni di euro. A questi si aggiungono inoltre i premi assicurativi in procinto di essere liquidati a seguito della dichiarazione di morte di alcuni sodali per un totale ammontante a circa 5 milioni di euro. Un'associazione a delinquere che aveva il suo quartier generale in alcuni parcheggi privati cittadini, dove i capi reclutavano le persone a cui far stipulare le polizze vita, gestivano la documentazione tutta falsa. In alcuni casi una stessa persona era titolare di 3, 4, anche 5 polizze vita stipulate con diverse compagnie assicuratrici. L'intestatario della polizza doveva solo attendere la comunicazione dei capi dell'organizzazione criminale di essere morto. L'accordo prevedeva che i familiari del finto morto, comunque beneficiari della polizza, una volta ricevute il denaro lo girassero ai capi con quotidiani prelievi di contanti o accrediti. I vertici della consorteria colpita dal fermo sono individuati in Danilo Di Mattei, Giuseppe Tantillo, Calogero, Santi, Frenna, con precedenti di polizia. I tre muovevano le file del sistema criminale posto in essere gestendo la fase propedeutica di scelta dei soggetti da coinvolgere, curavano la fase di creazione materiale degli atti falsi da presentare alle compagnie che attestassero la morte e permettessero così la liquidazione del premio assicurativo. Nello statuto della consorteria criminale di difficile penetrazione investigativa emergono numerosi delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio. Il Di Mattei, ad esempio, è ritenuto responsabile anche di diversi episodi di autoriciclaggio per aver investito parte dei proventi illeciti delle truffe sia nelle attività imprenditoriali concernenti locali, immobili adibiti a parcheggio, autorimessa per vetture. In alcune delle più importanti vede il centro cittadino, intestata formalmente ai prestanomi, sia all'acquisto di immobili. Anche Fratelli Patti e il Rini si sono resi responsabili di numerose operazioni di riciclaggio mediante il sistematico prelievo di ingenti somme di denaro contante che venivano rapidamente fatte sparire dai loro conti correnti una volta ricevute le liquidazioni delle assicurazioni per essere redistribuiti a favore delle compagnie delinquenziali. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Adesso l'intervista del nostro direttore Arturo Cantella al segretario regionale del PD Barbagallo. Vediamo. Ad Agrigento nei giorni scorsi, in occasione della venuta del ministro per il Sud Francesco Provenzano, è arrivato anche a sostegno dei candidati del PD presenti in questa tornata elettorale in tante liste civiche che hanno preferito non candidarsi con il simbolo del partito, anche il segretario Anthony Barbagallo, che ha incontrato i tanti sindaci di area presenti. Eletto lo scorso 18 luglio presso il teatro di Morgantina a Enna, dove si è svolto il congresso regionale alla presenza del segretario nazionale Zingaretti, Anthony Barbagallo ha ribadito la netta posizione del PD in opposizione al governo Musumeci. Era da tempo che nella nostra città non si vedevano manifestazioni del Partito Democratico dopo le ultime scissioni avvenute al suo interno, che ha visto tanti ruoli dirigenti e simpatizzanti passare dall'articolo 1 a quello di Renzi. Insieme col ministro Provenzano siamo venuti qui a dare il nostro contributo di idee, ma anche portando la dote importante dell'impegno del governo nazionale a sostegno del Mezzogiorno con queste due misure straordinarie che sono il Recovery Fund e il MEF. E l'abbiamo fatto davanti ai iscritti, simpatizzanti e militanti. La vostra azione all'interno del governo regionale? No, non siamo all'interno del governo regionale, siamo in una fermissima opposizione, siamo molto delusi. Mi riferivo alla vostra posizione nei confronti del governo regionale. Siamo molto delusi, il governo ne combina di tutti i colori, l'ultima è questa pazzia di far votare la Sicilia 2 settimane dopo il resto d'Italia, con il rischio di mettere a repentaglio la salute dei cittadini, perché ovviamente i contagi sono saliti e quindi mobilitare per il voto migliaia di persone in queste condizioni è stata veramente l'ennesima pazzia del governo. Aggiungiamo al fatto che come dire, ci sono risorse a carico della Sicilia e non del governo nazionale, come sarebbe accaduto se si fosse votato il giorno del referendum, quindi è l'ennesima disastro combinato da Musumeci e compagni. C'è un fatto storico: per la prima volta in questa città non entra in consiglio comunale il centro-sinistra. Per alcuni di loro sono dispiaciuto perché ci sono dei giovani molto interessanti nelle file del centro-sinistra, ma è un centro-sinistra che è stato affossato
dall'ex sindaco di questa città, che ha fatto veramente fare un passo indietro di oltre 30 anni a questa cittadina, facendo scappare anche tanti giovani, proprio quei giovani a cui lui si era rivolto alla fine della sua vittoriosa campagna elettorale di 5 anni fa e che in tanti hanno lasciato la nostra città. Dobbiamo riportarli qui, dobbiamo farlo tutti insieme, dobbiamo farlo adesso. Dobbiamo necessariamente affrontare sin da subito, perché questa è una città che ha sofferto nel corso degli ultimi tempi di una situazione di emergenza quasi legata ai rifiuti. Le grandi difficoltà sì che ha la Regione Sicilia in questo momento di darci delle risposte. Poco fa il Presidente Musumeci mi ha chiamato per complimentarsi, io l'ho ringraziato, ma gli ho detto che dalle prossime ore dobbiamo iniziare a lavorare insieme. Lui mi ha dato il benvenuto tra i sindaci che andranno a Palermo per lavorare per la propria città. Quindi partiamo da qui e poi andiamo subito in periferia, perché ci sono veramente tanti problemi che dobbiamo risolvere. Il piccolo Claudio Domino, ucciso con un colpo di pistola, 34 anni senza verità e senza giustizia. Oggi ricorre l'anniversario. I dettagli nel servizio. Un solo colpo alla testa e si chiuse per sempre ad 11 anni la vita dell'inerme Claudio Domino. Un delitto rimasto dopo 34 anni ancora senza verità. Freddato mentre giocava per strada nel suo quartiere San Lorenzo a Palermo, in una via che oggi porta il suo nome. Un mistero. Non si è mai capito cosa ci fosse dietro al suo omicidio. Tante allora le ipotesi. Aver visto qualcosa che non doveva, una ritorsione nei confronti dei genitori. Il papà, semplice operaio di un'azienda telefonica, aveva creato 2 società di pulizie, una delle quali aggiudicataria dell'appalto per l'Aula Bunker, programmata nel Lucciardone per ospitare il primo grosso processo a Cosa Nostra, il Maxi. Stando a quanto riportano le cronache del periodo, la sera di quel disgraziato 7 ottobre 1986, il piccolo fu chiamato da un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata che gli si avvicinò e fece fuoco con una 7,65 a meno di 1 metro di distanza in mezzo agli occhi, uccidendolo sul colpo. Indagini che a data odierna non hanno portato a un bel nulla. A tal uopo i boss tra le sbarre del bunker Lucciardone presero le distanze, dando mandato a Giovanni Bontade di chiedere parola per far emergere come Cosa Nostra si dissociava da quella barbarie. Oggi, a ricordo di Claudio, una lapide nelle vicinanze della scuola Ignazio Florio. Stando al pentito di mafia Cancemi, Riina incaricò allora i capi mandamento di svolgere indagini interne e la sera del 20 dicembre 1986 scomparve il titolare del bar davanti al quale avvenne l'uccisione, il 52enne Salvatore Graffagnino, che sotto tortura, continua Cancemi, ammise di essere il mandante dell'omicidio, rivelando che a sparare fu un tossicomane, eliminato poi con una overdose di eroina. Non si può stroncare la vita ad un undicenne, prima o poi si risponderà sempre al giudizio di Dio, come ebbe a dire nella Valle Agrigentina Caroli il Grande, al secolo Giovanni Paolo II. Ciao Claudio. Nominato sì, ma con riservo, almeno incaricato in attesa di conoscere se è compatibile con il ruolo che gli è stato affidato. Al centro, suo malgrado, di questa complicata situazione è il nuovo direttore dell'ATI di Agrigento, l'ingegner Enzo Greco Lucchina, presidente del Consiglio Comunale di Santo Stefano Quisquina, ingegnere dipendente regionale presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, ma soprattutto già presidente della SRR Agrigento Ovest. Dopo un ampio e approfondito confronto, si legge nella delibera di nomina, si decide di procedere alla nomina a direttore dell'ATI a Genova Enzo Greco Lucchina, demandando agli uffici dell'ente a richiedere parere all'ANAC relativamente ad un'eventuale incompatibilità dello stesso. L'incarico è stato quindi affidato solo previa verifica dell'inesistenza di condizioni di incompatibilità. Il curriculum di Greco Lucchina è stato valutato tra i numerosi giunti all'ATI ed è stato reputato il miglior pervenuto. Il TAR del Lazio ha annullato il piano inceneritori. Il Tribunale amministrativo ha emesso la sentenza di accoglimento del ricorso presentato da diverse realtà del mondo ambientalista, tra le quali il Movimento Legge Rifiuti Zero per l'economia circolare, dentro il DPCM del 10 ottobre 2016, riguardante il piano inceneritori. Il provvedimento in attuazione di quanto previsto dal decreto Sblocca Italia prescriverà il potenziamento delle capacità di trattamento di 40 impianti già presenti in Italia e disponeva la realizzazione di altri su tutta la penisola. Il piano prevedeva che in Sicilia venissero costruiti 2 inceneritori di rifiuti urbani,
Tra chi ha dato un contributo fondamentale per arrivare allo stop c'è Rifiuti Zero Sicilia. La sentenza ha accolto uno dei rilievi che abbiamo posto all'attenzione del Tribunale, commenta l'avvocato Giovanni Pappalardo, legale dell'associazione. Nello specifico è stata riconosciuta la necessità che il piano venisse sottoposto a valutazione ambientale e strategica prima di essere esitato. Per il governo nazionale, invece, sarebbe bastato effettuarla sulla fase di progettazione di ogni singolo impianto. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del Ministero dell'Ambiente. Il Tribunale ha anche sottolineato che il Ministero dovrà affrontare il tema del dimensionamento degli impianti. Rifiuti Zero Sicilia, infatti, aveva fatto presente come la capacità degli inceneritori fosse esagerata. La sentenza potrebbe avere un riflesso indiretto anche sulla politica siciliana. L'ARS deve ancora dare via libera al piano di gestione regionale, dopo che l'anno scorso il Ministero aveva bocciato la bozza perché non prevedeva la realizzazione di 2 inceneritori. Adesso, conclude Leone, il governo regionale siciliano ha la possibilità di andare avanti senza tenere conto degli inceneritori. Da parte nostra siamo disponibili ad un confronto per apportare ulteriori miglioramenti che vadano nella direzione della tutela ambientale. Sarebbero stati trovati degli alimenti in cattivo stato di conservazione nel settore cucina, sarebbe emersa anche carenza igienico-sanitaria. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, coordinati dal Comando Compagnia di Agrigento, assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e assieme ai sanitari dell'ASP, hanno chiuso una struttura alberghiera adibita anche alla ristorazione. Il provvedimento è stato siglato dopo un controllo mirato realizzato nell'ambito delle verifiche che i militari effettuano nelle strutture di ristorazione negli hotel di Agrigento e provincia. L'hotel, che sorge alla periferia di Porto Empedocle, era già chiuso come struttura ricettiva turistica, era rimasta invece aperta soltanto l'area di ristorazione. Inevitabile il provvedimento di chiusura della cucina e della sala trattenimento e ristorante. Circa 100 chili di alimenti che sono stati sequestrati e verranno naturalmente avviati a distruzione. Il 10 e l'11 ottobre a Realmonte appuntamento con Sicilia in bolle al ristorante Madison, la 6ª edizione che ospiterà anche la semifinale e la finalissima della prima edizione del concorso Miglior Sommelier di Sicilia. Arturo Cantella. Un'edizione riveduta e corretta per via del Covid, ma sicuramente tanta intensità nei suoi contenuti. Presidente. Certo, chiaramente la manifestazione avrà il rispetto delle regole, quindi con numeri contingentati, in maniera tale da avere quelle norme di rispettare quelle norme di sicurezza che ci impone non solo il decreto regionale entrato in vigore mercoledì scorso, ma anche il buon senso di cittadini che purtroppo dobbiamo convivere in questa situazione fino a quando non si troverà il vaccino che ci potrà dare una mano d'aiuto definitiva. Quindi sì, la manifestazione l'abbiamo voluta portare avanti a tutti i costi, anche perché per noi Sicilia in Bolle rappresenta assolutamente un modo come poter dare una continuità promozionale alle aziende del territorio siciliano, alle bollicine siciliane, che è un mercato soprattutto per quanto riguarda la produzione, è sicuramente un qualcosa che si sta consolidando e che sta dando dei risultati molto soddisfacenti alle aziende e anche a tutto il nostro territorio. Diciamo che quest'anno le novità sono innanzitutto, e ci fa piacere e ci dà orgoglio, la partecipazione del consorzio dell'Altalanga DOCG, che per la prima volta, anche sentendo parlare di Sicilia in Bolle, si è incuriosita un attimino e ha voluto essere presente, e infatti il presidente, il dottor Giulio Bava, presidente appunto del consorzio dell'Altalanga, ha voluto essere presente lui personalmente e condurrà insieme al presidente Camillo Privitera, al nostro presidente di AIS Sicilia, la degustazione, la masterclass appunto prevista per loro. L'altra novità per noi sicuramente interessante è stato il piacere di poter ospitare il concorso del miglior sommelier di Sicilia, che quest'anno è la prima volta che viene effettuato, la prima edizione, e quindi
poterlo fare nell'ambito della nostra manifestazione sicuramente è un motivo anche di orgoglio per la delegazione di Agrigento. Per quanto riguarda l'alternativa purtroppo alla non possibilità di poter effettuare i banchi di assaggio, diciamo che i ragazzi e le ragazze della comunicazione hanno detto ci proviamo a fare noi ad andare noi presso le aziende in maniera tale da tenere comunque il contatto con le aziende e dare quindi loro la possibilità di poter a casa loro ma presentare la novità dello spumante dell'anno come avrebbero fatto venendo ai banchi di assaggio di Sicilia in Bolle. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.